Una tempesta silenziosa fra le foreste colpite da vaia. Parliamo del bostrico, un insetto killer che dopo l'uragano sta mettendo a rischio il bosco del territorio. Il parassita infatti intreccia gallerie sotto la corteccia degli alberi, causando l'interruzione del flusso di liquidi, portando la pianta a cambiare rapidamente colore e poi la morte. In una condizione normale c'è un equilibrio tra la presenza dell'insetto e le piante che viene attaccato. Quando avvengono eventi straordinari tipo vaia, viene squilibrato il rapporto tra disponibilità di materiale schiantato e l'insetto, quindi l'insetto tendenzialmente tende a proliferare. E non solo la tempesta vaia, altro aspetto di prolificazione del bostrico, il fattore meteoclimatico. Abbiamo visto che stagioni invernali rigide mantengono contenuta la popolazione, inverni miti e soprattutto, come abbiamo visto nel 2022, primavere asciutte sono prodromiche a uno sviluppo enorme di questa popolazione che non ha attaccato solo la regione veneta ma tutto il territorio paneuropeo. Una lotta, quella al bostrico, che necessita di un continuo adattamento della strategia di azione. Azioni che permettono di contenere la popolazione ci sono, ad esempio trappole feromone per controllare la popolazione, cercare di agire sugli abbattimenti, cercare di creare delle zone che limitino lo spostamento, chiamiamole delle zone di transizioni,